Bentornati a Biazantes, amici di TeleG. Buongiorno a te, Bruno. Buongiorno a te. Buongiorno, Bruno. Oggi sono curioso, particolarmente curioso perché parliamo di teatro, nello specifico Maddalena Ticci Giganti. Chi era, cosa ha fatto e soprattutto perché un rapporto con Sassari così importante. E questa è una bella storia, questo è qualcosa che non tutti conoscono. Noi dobbiamo dire che della seconda metà dell'Ottocento, per anche la prima metà del Novecento, almeno entro gli anni 30, comunque prima della guerra, della seconda guerra mondiale, c'erano dei grandi personaggi di teatro. Non solo quindi compositori, non solo addetti ai lavori in quel senso, non solo librettisti, insomma, i grandi nomi, Puccini, ok, Mascagni, ma c'erano dei grandi cantanti, maschili certamente, ma indubbiamente femminili, delle grandissime interpreti. Tra queste interpreti mi piacerebbe parlare di Maddalena Ticci Giganti. Sentiamo. Classe 1874, nasce in Toscana, a Pugibunsi, e inizia una carriera così importante, così interessante, ma lei ha studiato violino, quindi non inizia a cantare. Poi invece pian piano scopre in alcuni recital, soprattutto il recital fatto in un teatro famoso di Siena, di essere così capace e di essere amata dalla gente. Quindi inizierà a debuttare e farà il suo debutto sia a Siena ma soprattutto al Grande Teatro dal Verme di Milano, che è uno dei maggiori teatri al tempo, e da lì, quindi siamo nel 1896, inizierà una brillantissima carriera. Ed è quindi molto interessante riportare la figura di Maddalena Ticci Giganti qui a Sassari, ed è questo appunto il tema della nostra puntata di oggi. Questa cantante arriva, questa bravissima, ormai insomma già da diversi anni sulla cresta dell'onda, viene chiamata a Sassari nel 1901, quindi interpreterà la Bohème di Leoncavallo e interpreterà Margherita nel Fedora, se non ricordo male. Poi ritornerà anche nel 1909 per insomma, La Traviata e La Tosca, ma già nella prima appunto, apparizione qui a Sassari c'è un grandissimo successo. La sua voce è veramente amata da tutti i sassaresi e lì inizia un, diciamo così, percorso nella sassareseria anche sassarese, che è interessante perché nelle cronache del tempo si parla di questo camerino numero 3 del Teatro Verdi, dove sembrerebbe il camerino più importante, che però non è solo lei quella insomma, che verrà, come, insomma, gli verrà dato questo camerino, ma ci saranno altri grandi interpreti, che quindi sarà una sorta di gara, diciamo così, ma non voluta da queste due interpreti. Sto parlando di Zoe Ferri, ma anche di Rita Doria, un'altra grande interprete, ma sono i sassaresi, coloro che vanno a corteggiare, proprio così. Insomma, queste cantanti facevano innamorare per la loro voce, ma anche per la loro grande capacità interpretativa sul palco. E i sassaresi erano innamorati di questo. C'era sempre il sold out, diremo oggi, no? Nel termine di oggi. Ma addirittura i sassaresi stessi e gli abbonati stessi al Teatro Verdi facevano in modo che venissero fatte più repliche, addirittura di prolungare il contratto a questi grandi interpreti. E Maddalena Ticci Giganti era in questo ambito. Non solo, un'altra cosa molto interessante, non venivano regalati solo dei fiori alla signora Ticci, che era signorina ancora al tempo del 1901, poi diverrà Ticci Giganti già sposando un gigante. Certo, che probabilmente potrebbe essere un gigante tra gli amici della cerchia di Enrico Costa, Pompeo Calvia, non sassarese, ma non si sa, non è ancora certo, dovrò ancora vedere questo aspetto. Ma è interessante, come dicevo, che tra i regali c'erano braccialetti d'oro, anelli d'oro con pietre preziose, quindi sembra quasi che, anzi sembra, erano proprio delle dee, erano veramente delle poetesse, no? In musica nell'opera, e l'opera era questa. Quasi quasi venerate. Assolutamente sì, ma i regali erano enormi e c'erano anche ovviamente velate dietro delle proposte anche matrimoniali in questo senso. Molto interessante sapere questo aspetto di Sassari così rivolta, no? All'interesse appunto di questa bellissima opera che era appunto l'opera lirica. Ricordiamo i grandi appunto, insomma, Leoncavallo, Mascagni, Zuccani, un altro maestro Zuccani forse poco conosciuto dai più, ed è interessante sapere che al tempo appunto in cui nel 1909 ritorna la Ticci Giganti, il maestro Zuccani l'aveva già scritto
scritturata per il San Carlo di Napoli. Si parla probabilmente di un contratto di 50.000 lire. Dovrebbero essere circa 220.000 euro dei nostri giorni. Questo è interessante perché Sassari si oppose a questa, insomma, non voleva che la TC andasse via e infatti fa una sorta di petizione popolare, quindi vuol dire che tutta la città si muoveva in questo senso. Ecco, quindi capiamo il ruolo di questa grande donna, grande interprete, una donna considerata di una grande intelligenza. Ecco che credo sia importante anche capire che nell'Ottocento, questo secolo così sentimentale, le donne avevano un grandissimo ruolo dal punto di vista culturale per tutta la cittadinanza sassarese in questo caso. Quindi è una storia secondo me bella e importante. E noi abbiamo un piccolo contributo audio, appunto, sì. con la voce della Maddalena Tici Giganti, e con questo vi salutiamo, naturalmente non prima di chiederti, ma è giovedì prossimo cosa ci porti? Giovedì prossimo parleremo di lingua sarda, nello specifico parleremo del rapporto della lingua sarda negli aspetti di una preghiera antica che ancora oggi viene recitata in Sardegna. E noi ti aspettiamo. Amici a casa, Biasantes è proprio questo, cultura nelle vostre case, grazie a Bruno Lombardi. L'appuntamento a giovedì prossimo.